Buon pomeriggio signore e signori, bentornati su Rondo Total War, giocato con la Divided Impera in modalità storica. Io sono Lord Perso e continuiamo oggi la campagna di Roma, una campagna lunghissima che però veramente è molto bella ed entusiasmante. Allora, come sempre siamo a ovest contro i nostri fratelli, contro la famiglia che si è voluta ribellare a Roma e grazie alla sua ribellione abbiamo aumentato il nostro potere, il nostro consenso all'interno del Senato. Ora però dobbiamo sconfiggerli e pian piano ce la stiamo facendo. Come vedete abbiamo due legioni pronte e schierate per attaccare diciamo, la nuova capitale loro, che è Cartago Nova. Abbiamo delle legioni qui che sono partite in questa direttiva per arrivare all'insediamento di Siga e poi Tingis, in modo tale da escluderli dal controllo anche nella parte dell'Africa del Nord. Ma poi ragazzi c'è una notizia interessantissima e soprattutto bellissima, non tanto il fatto che abbiamo conquistato l'insediamento di Charax o di Carax e quindi eliminato i Seleucidi, che come vedete hanno solo, sembrerebbe perlomeno, questi due rimasugli che sono un piccolo esercito e una piccola flotta. Ma il nostro alleato che avevamo liberato, quello dell'insegnamento di Gor, cioè della regione Gor, è riuscito a attaccare con successo l'insediamento dei parti e ora potrebbe spingersi ancora più all'interno. Questo è ottimo. Mentre invece qui il nostro alleato è sceso, il generale, oddio che nome, Tukulti Apal Heshra, è sceso per darci una mano, ma noi non ne avevamo bisogno. Allora, diciamo che la campagna comunque sta andando abbastanza bene. Guardate qui che spettacolo. Queste due cittadine insieme faranno un bel blocco qui sotto e daranno un po' di noia alla nostra nemica giurata, la Partia. Allora, dicevo, a parte qualche agente che ci è venuto a dare fastidio, però diciamo che per ora va tutto, diciamo, abbastanza bene. Anche se abbiamo una ribellione in casa, siamo tranquilli. Io non mi ricordo con loro cosa avevo fatto, però a vedere dal range direi che non avevo ancora attaccato la cittadina di Artaxa, quindi la andiamo a riattaccare ancora. Andiamo a fare una risoluzione. Wow, 82 mi sembra un po' eccessivo, però vabbè, Paceamen, anzi 86. Andiamo a saccheggiare ancora la cittadina di Artaxa e andiamo a raderla, no scusate, a saccheggiare. Ci portiamo a casa 6.000 denari, che non sono affatto male, e poi rientriamo nel territorio di Roma. Perfetto, perfetto. Noi abbiamo fatto esperienza, beh, qua dobbiamo aumentare per forza l'esperienza manetta. E poi volevo vedere se riuscivo a comprare qualcosa di artiglieria, ma qui l'artiglieria non ce l'abbiamo ancora, quindi dobbiamo attendere l'artiglieria. Qui sarebbe interessante integrare degli arcieri, però boh, adesso vediamo. E direi a questo punto ragazzi che il turno qui, beh oddio, adesso ce l'abbiamo un po' di monete, potremmo effettivamente investire queste monete da qualche parte. Adesso ci pensiamo nel frattempo. Charax avevamo già investito abbastanza, abbiamo anche aperto un po' di commerci nello scorso episodio, se non l'avete visto andatevelo a vedere. Sì, c'era una cittadina che volevo un po' rinforzare, tipo questa, e farla ancora più militare, quindi direi che va bene così. E basta. Vediamo adesso cosa riusciamo a fare in questa parte qui dell'Africa, perché appunto abbiamo la nostra legione pronta per attaccare nel turno successivo, quest'altra che dovrebbe riuscire a dargli manforte. Peccato purtroppo per la mancanza di un esercito degno di questo nome, però vabbè, almeno abbiamo recuperato un po' il ferro. Questo è, cos'è che è? Argento, beh, l'argento, quindi non male. E loro per ora non ci hanno ancora attaccato da questa parte, che è l'unica che ci può fare male. Tra l'altro prossimo turno prendiamo tantissimo. Vorrei farvi vedere solo una cosa, tra l'altro, che non è buono. Abbiamo un meno 24, un meno 25 e un meno 27.
Speriamo bene, ragazzi. Speriamo bene, perché ho paura che ci siano... Arriviamo un po' in un momento turbolento, pieno di ribellioni. Vediamo. Andiamo avanti col turno. Ah sì, qui le spie me le sono proprio dimenticate clamorosamente. I Ceni che mandano delle truppe, probabilmente contro quelli all'interno, con cui sono in guerra. Gli egiziani che... Ah, cavoli ragazzi, c'era l'insediamento di Sid da attaccare. Porca miseriaccia. Mi sono dimenticato. Vabbè, ormai è andata così. Vediamo cosa ci combinano i parti. Ok, ci chiedono un accordo commerciale. Assolutamente sì. Andiamo a accettare assolutamente l'accordo. Cerchiamo di commerciare il più possibile, che questo sicuramente ingrassa le casse di Roma. Ho visto gli Ceni sconfitti nella parte a nord. Molto interessante. Senato per ora i separatisti non sembrano... Sembra fare chissà cosa. Continuano gli scontri contro i Seleucidi, veramente odiati da tutti, incredibile. Veramente odiati. Ok, trionfo per noi. Un altro generale raggiunge il livello massimo. Un po' di logoramento, va bene. Nuova nascita. Famiglia diventata adulta, perfetto. Ok. Allora, qui vediamo esserci in gioco un po' dei conflitti. Questo è nuovo come giocatore. Qui intanto hanno ripreso l'insediamento. Bene per noi. Vediamo un attimo. Allora, cosa possiamo fare? Allora, vediamo prima di tutto a ovest. A ovest sembra tutto tranquillo. Non abbiamo delle spie, però... Ok, loro ci arrivano. Mandiamo il nostro generale qua fuori. E la situazione sembra buona. Guardate qui queste battaglie, grandi battaglie che ci furono state 1, 2, 3. Se lo ricorderete dalle campagne, dalle puntate molto precedenti a questa. Non ci arriva. Non ci arriva. Dobbiamo aspettare questa legione, perché ha gli onagri che ci servono tantissimo. Per ora niente, ci posizioniamo al di là del fiume e attendiamo. Qui direi che loro non possono passare. Il prossimo turno li colpiremo. Poi vediamo. Allora, qui la situazione è buona. Vado a terminare i Seleucidi che ormai hanno perso il loro insediamento, la loro casa. Eccoli qui. Tra l'altro in concomitanza con loro li andiamo a massacrare completamente. Via, modalità equilibrio. Perfetto. Battaglia combinata. Perfetto. Direi che li facciamo prigionieri, perché devono andare... Eccolo qui, fazione distrutta. Che devono andare assolutamente a integrarsi con l'esercito, scusate, con la civiltà romana. Qui posso fare... Sì, aumentiamo l'astuzia, se riesco, ok. 1, 2, perfetto. E torniamo indietro. Ottimo. Cosa posso fare ancora upgrade di cosa? Fatemi vedere. Allora. Ah, ok. Ah, qui, ok, un'altra. Cosa posso prendere? Credo che sia l'ultima. Velocità di movimento, chiamata raccolta. Velocità di movimento. Quanti cavalli ci sono? Non tantissimi in realtà. Quindi velocità di movimento non ci serve.
poi molto. Queste sono frecce, mercenari. Sì, però preferisco qualcos'altro. Questo non mi dispiacerebbe nelle battaglie notturne. Questo non mi dispiacerebbe perché meno 30 al logoramento dalle perdite di un assedio. Dai, facciamo questo, lo portiamo in avanti. Questa sarà una bella legione, bella tosta. La portiamo già qui, perché io prevedo che qui non arrivi nessuno, ma i seleucidi sono andati. Non credo ci siano particolari problematiche e quindi possiamo tranquillamente difenderci. Tra l'altro noi commerciamo sia con questi che con questi e quindi direi che non penso ci siano particolari problemi. Sì. Commerciamo, tra l'altro abbiamo anche un patto di non aggressione, perfetto. Perfetto, va bene così con loro, non voglio avere altro a che fare. Dobbiamo concentrarci invece a nord. Quindi questa legione adesso, che comunque ha le chiappe un po' più protette, può arrivare fino a qui e darmi un po' di visione appena appena. La mettiamo... No, non in marcia forzata. Ah, ok, in fortifica. Va bene, la mettiamo in fortifica e vediamo se gli allocchi ci cascano. Qui... allora, mandiamo... Eccoli qua. Qualcuno l'abbiamo beccato. Vediamo se c'è qualcuno da quest'altra parte. Sembrerebbe di no. E anche di qui sembrerebbe di no. Allora, mandiamola da quest'altra parte. Vediamo, facciamogli fare un giro. Se non sbaglio, ho visto una legione salire, cioè un esercito nemico salire, in difesa di Artaxa. Ma io me ne sbatto un po' e li riattacco. Li riattacchiamo e li andiamo a conquistare in modalità equilibrio. Forse avrei dovuto fare meno in modalità equilibrio, però va bene. Le andiamo... Wow, razzia 20.000. Andiamo a saccheggiarli e ce ne torniamo indietro, come sempre. Belli tranquilli, sereni. Bene, questa cosa mi piace assai. Qui tanto stiamo facendo l'officina, quindi poi passeremo da quest'altra parte. Qui non sarebbe male fare dei silos di grano, non sarebbe affatto male. E anche dei recinti di bestiame. Come sono messo? Più 10. Allora potrei fare effettivamente questi, però boh, non lo so, non mi fanno impazzire. Trapezus potrei potenziargli il porto, ci potrebbe anche stare. 12.000, un po' tantino, 12.000. Ci sono tanti potenziamenti che potrei fare, aspettiamo un attimo. Allora, qui nell'imboscata non c'è nessuno. Se io li attaccassi, vediamo un attimo. Se io li attaccassi, entrerebbero in difesa anche questi. No, non mi va. Non mi va. Per ora li teniamo allora sempre in imboscata qui e li teniamo così. Poi vediamo, qui c'è la nostra flotta che ha bisogno di entrare in porto, però io a questo punto la mando ad attaccare. Spero che Sinope non vengano a rompermi le scatole. Ok, battaglia abbastanza semplice in realtà. Andiamo in modalità aggressione, direi che non dobbiamo temere nulla. Perfetto, affondata la nave nemica, ottimo. Roma vittoriosa. Ma liberiamoli per 180, sono 4 poveracci. E entriamo nel porto. Non posso entrare, va bene. Qui c'è una nave nemica, no? Ok, qui la legione è al controllo della regione, perché io avevo paura di uno sbarco loro, però sembrerebbe che siamo abbastanza tranquilli, direi. Qui a nord la situazione è sempre la stessa. Andiamo a potenziare la spia, vediamo, dovrebbe essercene un'altra, eccola qui. Qui, fammi vedere un po' cosa c'è in questa zona. Cosa ci fanno i cimbri qui? Ma avevano... dei cimbri, ok.
Allora andiamo di qua. Ok, fammi vedere questa zona e poi ritorniamo giù. Anzi, però a coprire quella c'è già quella. Allora torniamo indietro in questa direzione, vediamo un attimo. Deve girare qui praticamente. Questa gira qua e questa gira qui. Anche se in realtà poi, vabbè, girare non è che mi interessi più di tanto. E ho 38.000 da spendere. E spendiamoli. Allora, facciamo rifornimenti. Karana è un po' sul... Vabbè, lo potenziamo. Io potenzierei anche Trapezus. Vediamo se c'è qualcos'altro da potenziare. Qui, assolutamente, che era livello 1, non l'ho visto. Anche qui ad Anchira. Dobbiamo fare la guerra, ragazzi, poi, la battaglia. Qui facciamo produttore di mattoni. E per ora va bene così. Qui dobbiamo fare la battaglia, non l'abbiamo ancora fatta. Non l'abbiamo ancora fatta. Fatemi vedere loro. Sì, loro erano messi parecchio male. Tra l'altro non hanno più rifornimenti. Non so dove siano finiti. Perché mi ricordo che avevano altre truppe oltre a queste. O forse erano quelle di guarnigione. Non mi ricordo, vi dico la verità. Allora, non so se portarmi anche questa legione nei pressi, caso mai andasse male. Sono 4 turni, 5 turni. Dai, portiamola giù, ma giusto per, tanto per. Anche se mi fa 2 turni poi la riporto su, va bene. Intanto qui facciamo un attacchino. In quanto tempo altrimenti collassano? 11 turni? Wow, no, vabbè, allora no, non ha senso. Li attacchiamo, signori. Facciamo un assalto a questo villaggio, vediamo come va. Ovviamente solito discorso, se non va bene, cioè se non è bellissima, la saltiamo. Salto ancora di Side. 1 hour later. Ok, perfetto ragazzi, abbiamo terminato la battaglia, abbiamo vinto, non una grande battaglia, abbastanza noiosina, abbiamo perso comunque 509 truppe, quindi un quarto dell'esercito l'abbiamo perso, un po' meno forse di un quarto. Insomma, non è stato così semplice. Purtroppo il generale è fuggito, circondato dai nemici. Purtroppo ragazzi ogni tanto capita. Ma va bene così. Diciamo che comunque il basso morale e il numero basso delle truppe ha aiutato sicuramente il nostro esercito a fare una bella figura, ecco. Ok. Ho detto che purtroppo il generale era finito male. Non so se era il nostro generale della nostra famiglia. Vabbè, comunque abbiamo preso l'insediamento. Purtroppo è andata così. Loro direi che hanno ricevuto una batosta abbastanza pesante. Andiamo a occupare la città. Abbiamo perso il generale, però paciame. Non si può avere tutto dalla vita. Abbiamo riconquistato la città. Prendiamoci la cavalleria pretoriana. Vediamo, Iunia, ci sono i nostri uomini, ci sono Iunia e questi sono altri generali. Prendiamoci quello con le caratteristiche un po' più belline. Più o meno siamo lì. Questo è un po' più bellino nelle imboscate. No dai, prendiamo lui. Spurio, Popedio, Scevola. Dai, prendiamo Spurio. Ok, lo andiamo a potenziare. Diamo l'armatura, cavalleria fatta in un certo modo. Bene, abbiamo riconquistato Side. Ottimo. Ottimo. Ok, adesso la penisola è tornata nelle nostre mani. Non sarebbe male partire con la flotta e andare a rompere le scatole. Tipo a questi si potrebbe benissimo rompere le scatole. Andiamoci. Se ci arriviamo, Se ci arriviamo. Vediamo. No, non ci arriviamo purtroppo. E ci becchiamo anche del logoramento. Vabbè, pace amen. Pace amen, l'importante è aver riconquistato Side. Allora,
loro a questo punto andate qui a proteggere questa città. Abbiamo ancora 17.000. Allora, in realtà dovremmo investirli nel ripopolare la legione. Perché, allora, cavalli sono messi abbastanza bene. A unità, così così. Vediamo se c'è qualcosa di particolare che potrei... qui c'è l'onagro. Un bell'onagro romano. Dai, forniamoli di onagro romano, visto che, insomma, c'è, utilizziamolo. Poi vediamo, diamogli un po' di benefici. Qui improntata un po' più sulla cavalleria. Questo è Antiochia, sì, gli possiamo dare anche questo, ma anche il bacino di carenaggio, direi che è un'ottima cosa, tanto a cibo siamo messi abbastanza bene. Adura, facciamo un campo che va bene essere messi bene, ma ci vuole sempre un po' di grano in tutti i sensi, e poi vediamo se possiamo fare ancora qualcos'altro prima di congedarci. Allora, andiamo a vedere qui. Allora, no, perché appunto abbiamo detto che non potevo passare, quindi per forza passare il turno. Altro io non vedo da fare, perciò io direi di andare sul fine turno e vediamo cosa ci attende al prossimo giro. Ah sì, è vero che la legione sta marciando e presto riconquisteremo anche la parte africana. Se ne tornano indietro gli ceni. Ok, partecipa alla guerra contro la Cimmeria. No, perché dovrei farlo? No, se vuoi ci vai tu in guerra con la Cimmeria, io non ci vado. Attenzione, no, ci superano. Ci superano. Ok. Ok, intimidire la posizione. E affluenza posizione nemica come la sua realtà verso di te. Ai ai ai, continua a scendere tantissimo. Mamma mia ragazzi, meno 41. Periodo storico di ribellioni? Probabile. Quanto siamo intanto sul controllo? 59. Sta salendo piano piano il controllo, ma... Wow. Wow, 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 non siamo più... No, siamo ancora protetti. Sì. Però ci sarà da assicurarsi la realtà, ragazzi. E anche pagandola cara. Dichiarazioni di guerra. Attenzione, i parti vanno in guerra ancora con un'altra... vabbè, ma... Allora, ormai non c'è più nulla. Non c'è... Cioè, non c'è più nulla. Sono veramente messi alle strette. Credo che abbiano... Esatto, li hanno attaccati loro. E guardali, che continuano. Continuano a spingere, bravissimi. Non fregatemi però insediamento di Ectabana, per favore. Quello è mio,
quello è mio, se no sapete che fate una brutta fine. Tu puoi toglierti da questa situazione. Fatemi vedere. Vedi che ho anticipato. Ok, ci sono 2 eserciti qui. E ok, uno è qui dentro. Per impedire a questo di muoversi. Ma non ci arriveremo in questo turno. Attendiamo qui. Tu cosa fai qua? Ma che esercito. No, fighissimo ragazzi. Fighissimo, fighissimo. Fatemi vedere una cosa. Loro sono in guerra con chi? Con nessuno. Ok, vengono sul mio territorio così, a passeggiare, a pascolare. Vabbè. Andiamo ancora a attaccare le... Ai 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 ai. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Torniamocene qui. Non facciamo cavolate. Non facciamo cavolate, purtroppo non ho rifornimenti, porca miseria. Cioè, potevamo effettivamente attaccare in 2 contro 1, Me l'ho visti dopo, purtroppo. No, non voglio andare sull'insediamento, voglio andare sull'esercito. Anche se poca roba il sabotaggio. Poca roba. Allora, con la nostra flotta io direi 8. E siamo 12. Allora, facciamo un attacco combinato. Ci portiamo qui. E con la flotta attacchi... Ah, non me lo fa fare. Vediamo se io mi avvicino. Se io mi avvicino non me lo fa fare. Ma se mi avvicinassi qui, secondo me me lo fa fare. Vediamo. Esatto. E ok, li schiacciamo completamente. Quindi andiamo ancora a schiacciarli. Andiamo a fare risoluzione automatica. Guardate qui. Via. Così ci facciamo un bel po' di esperienza. Attacchiamo ancora il porto di Phasis. Però io non voglio lasciare qui la legione perché è arrivato l'altro esercito, perciò lo andiamo a razziare, non è tantissimo. Ci andiamo a saccheggiarlo e ce ne torniamo indietro. E anche la flotta. Come è messa male la flotta. Può andare a recuperare. Ok, qui recuperiamo. Qui dovremmo recuperare. Ok, perfetto. Vabbè, 3 turni per recuperare tutto. Non è tanto, ci sta. Ok, qui manteniamo sempre il controllo del passo. Andiamo a potenziare questo insediamento. Qui purtroppo dobbiamo aspettare, perciò ci mettiamo in modalità imboscata. Se arrivano li facciamo le chiappe. Qui ci vorrà ancora 2 turni per arrivare dal nemico. Non si può fare altrimenti. Adesso ragazzi la parte più succolenta. Dov'è? Tanto Sigintum è messo abbastanza bene come insediamento. Gli do anche un upgrade per dire tornate con noi miei cari. Loro qui sembrano non potenziare nulla, perciò allora aspettate, questi hanno gli onagri, quindi li portiamo qui e questi danno il colpo di grazia assieme. Con gli onagri ragazzi c'è poco da fare, loro anche sono scarsamente difesi. Bello, le gladiatrici con lancia, quindi donne, perlomeno la traduzione così dice. Belle. Però contro Roma ragazzi, cioè guardate che po' di esercito qua. La vedo dura, cioè la vedo veramente dura. Andiamo in modalità protezione. E Cartago Nova è tornata nelle nostre mani, benissimo. Senza neanche troppi spargimenti di sangue. No, no, la andiamo a occupare. Perfetto, ora abbiamo queste 2 cittadine. Ottimo. E iniziamo a risalire. Ok. Qui c'è un veterano, ma poca roba.
Prendere Tuletum ci assicurerebbe che almeno da questa zona, a meno che non facciano il giro, Aracil non venga attaccata, quindi tanta roba. Possiamo spostare una legione qua sotto e attaccare Gades, però io in realtà lascerei all'appannaggio di questa legione che andrà ad attaccare adesso Siga. Ci vorrà ancora un po'. Tu, ok, devi muoverti anche tu, ragazza mia. In realtà Gades potremmo anche lasciarla stare, per spostarci direttamente verso Corduba. Corduba che, se non erro, era un po' il centro militare, quindi non sarà così semplice da recuperare, però piano piano. La fretta non ci deve trarre in inganno. Siamo tranquilli, siamo sulle nostre posizioni. Io problematiche non ne ho, quindi sono bello tranquillo. Allora, vediamo. Allora, cerchiamo un attimo dalla situazione dall'alto e di vedere. Ok, quindi la parte, diciamo, più a est della Spagna l'abbiamo archiviata. Ora, per bloccare le navi dobbiamo prendere Gades e Tingis e Siga. Siga che mi sembra che non abbia il porto, quindi in realtà Siga no, però vabbè, comunque avete capito, dobbiamo prendere tutta questa zona e isolarla. Qui ci sono addirittura 4 legioni. Mi spaventa un po' a nord perché non abbiamo legioni, anche qui non le abbiamo. Qua le abbiamo appena trasferite per andare a Sinope con l'idea di spingere, quindi l'idea mia è comunque, vabbè, adesso ho questa legione qui perché devo capire cosa fare con Rodi. Anzi, proviamo a proporgli una pace a Rodi e la lasciamo combattere con gli altri sfigati. No, niente. Vabbè, comunque l'idea è quella di lasciare qui ma dov'è la flotta? Qui segnalava un nemico, cioè segnava qualcosa di Rodi. Ah, a proposito, scusate, mi sono dimenticato. Andiamo a prenderli. Ok, non scappano. Li facciamo assolutamente fuori. Ok, affondata anche la flotta. Noi ci facciamo un po' di esperienza, che male non fa. Schiavi. Bene, sale proprio di livello, quello che vi dicevo. Allora, facciamo che tiri al minuto, speronamento, oppure no, armamento pesante, decisamente. E qui andiamo a fare la distanza sulla campagna assolutamente, e poi il tiro, ragazzi, il tiro della flotta, che ne ho un bel po'. Torniamo nel porto a ripararci. Ok, perfetto. E ok, direi che abbiamo concluso tutto quello che dobbiamo fare. Dicevo, con Rodi dobbiamo capire cosa fare. Vediamo se è cambiato qualcosa nel frattempo. Niente, ci odiano proprio quelli di Rodi, quindi magari potremmo partire e andare a dargli un po' di fastidio, ma fastidio vero. Adesso ci pensiamo, magari coinvolgiamo anche la flotta. Qui siamo in una buona situazione. E l'idea, appunto, scusate, tutto questo era per dire che che bello il segnalino che si sposta. Comunque la cosa bella è che adesso noi stiamo spostando pian piano le truppe verso questo frangente. Spaccheremo questa zona, quindi prenderemo 1, 2, 3. Cercherò di liberare queste zone se riesco, ma sarà difficile. Quindi 1, 2, 3 me le vado a appropriarmi. Qui con 2 legioni punterò su questo insediamento qui, che è l'insediamento di Ectabana, e cercherò di attaccare questa zona in modo tale da entrare nella pianura e spaccare ancora di più la Partia che è veramente in difficoltà, vedete, con tutti che gli dichiarano guerra, perché ormai sul cadavere ci si avventa tutti. Qui siamo 4 regioni. Una volta che prendo Toletum e Corduba, queste 3 cittadine verranno subito ricatturate dalle regioni del Nord Africa. Non dovrebbero essere un problema, direi che siamo messi abbastanza bene. Mi preoccupano tutte le guerre intestine dentro Roma, ragazzi, perché
perché arriveranno. Però questo, ragazzi, è un'altra puntata, è un'altra storia. Io vi ringrazio di essere rimasti con me, ci vediamo a un prossimo episodio. Ciao ragazzi.